arrivata un sacco di neve, ecco qui Salerno ragazzi, quindi siamo imbiancati proprio, quindi davvero tantissima neve è caduta nel pomeriggio, quindi guardate qui, guarda va, volevate la neve, eccovi la neve ragazzi, quindi Salerno ragazzi, quindi guardate qua sotto da me è un casino, quindi vediamo se arrivano le persone, vediamo un po' cosa commentano, quindi aspettiamo i nostri amici. Quindi fa freddo ragazzi, qui si congela, quindi non si può stare, guardate qua. Non si arriva qualcuno, quindi sono le 9 e 11 minuti, 21 e 11. Vediamo se arrivano i nostri amici. Oggi sono tutti di festa, forse oggi è sciopero. Aspettiamo comunque che arrivano i ragazzi. Quindi ragazzi oggi nevica proprio, quindi una cosa esagerata. Quindi volevate la neve, eccovi la neve. Quindi qua stiamo a Salerno, quindi un sacco di neve ragazzi. Guardate qui, vi do un'altra bella immagine, guardate qui. Proprio neve a go go proprio, quindi qui fa proprio freddo freddo, quindi questa è Salerno, quindi di fronte a casa mia dall'altro lato però, quindi guardate che immagini abbiamo fatto oggi. Ecco qua la terza foto ragazzi, poi abbiamo altre foto, guardate sopra i tetti che ci sta qui ecco qui un'altra foto e ancora un'altra foto ragazzi, quindi proprio diciamo un casino, però questa qui è quella lì più bella, diciamo questa qui che fa vedere proprio il freddo vero e proprio. Quindi vediamo se arrivano i nostri amici, perché qua ragazzi si congela veramente, quindi non so da voi ma qui fa tanta neve, pure il cane ulula non ce la fa. Oggi c'è lo sciopero di tutti, oggi forse tutti impegnati, quindi aspettiamo un pochino, vediamo se arriva qualcuno. Oggi siamo tutti in scioperi ragazzi, oggi nessuno vuole scrivere, tutti quanti vi mettete scorn, tutti quanti avete vergogna ragazzi. Avete perso la lingua ragazzi, tutti quanti? Stasera nessuno vuole scrivere ragazzi, parlo solo io. Tutti quanti forse stanno mangiando a quest'ora, forse tutti vi state scassando, quindi siete tutti di festa, diciamo così, va. La signora Grazia forse è impegnata a far saltare in aria la Sicilia, quindi
Cristina non c'è, Francesco starà mangiando, quindi tutti quanti state a vedere. Aspettiamo, non andiamo di fretta, quindi qui siamo. Tanto non andiamo da nessuna parte, anche volendo non si può, quindi stiamo a casa. Ancora nessuno che vuole scrivere, ragazzi, che avete... Mi fanno male le dita delle mani, le mani fanno male. E cambiamo foto, questa è un'altra foto più bella, Ecco qua, questa è più bella, ragazzi. Oggi c'è lo sciopero, c'è silenzio assoluto, ragazzi. Cioè, volete guardare la neve, guardate la neve, che vi cambio foto, semmai così, semmai vedete un'altra foto, così è più bello forse. Oppure vi piace così, oppure possiamo cambiare ancora. Ecco qua. Però questa è la più bella, dai. Al finale la prima è quella più bella. Tutti quanti hanno perso la lingua. Ciao Alessandro. Stasera nessuno vuole scrivere, quindi tutti quanti anonimi, quindi l'anonima li devo mettere, quindi 6 persone, ma no, sto scherzando Alessandro, in effetti stavo aspettando gli amici che arrivavano per fargli questo scherzo, ma questa foto qui è del 26 febbraio del 2018, quindi non è di adesso, solo che sto aspettando, sa, il solito gruppetto che viene, quindi è vera, ma non è di adesso, quindi no. Quindi sì, sì, stavo aspettando la mia combricola, solo che stasera mi sembra che stanno tutti di festa, quindi ho fatto proprio il titolone, ho detto tutti quanti vogliono la neve, la neve, la neve, ho detto mo ve la do io. Quindi ecco perché ho fatto così, però manca a farla apposta, stasera non sono in linea, quindi vedi un po' quando faccio il titolo, quando stanno tutti quanti un po' forse impegnati, che hanno da fare, quindi vabbè, lo vedono dopo al finale. Quindi mo mi aspettavo, ma possibile, possibile, invece tutti quanti sembrano che siano dileguati. In effetti già dovevano stare qui, forse avranno da fare chi sta mangiando, chi sta facendo shopping, ognuno poi sicuramente chissà che sta combinando, quindi vabbè, questo è un orario più o meno da mangiare, però diciamo che avrebbero già dovuto terminare, diciamo che alle 8:30 si mangia, va? 9. Però di solito questo è l'orario che faccio la live, quindi ho detto la faccio sempre a quest'ora, quindi mi sa che hanno da fare, quindi aspettiamo un altri 2-3 minuti, vediamo se arrivano i rinforzi, i soliti che stiamo sempre insieme la sera, quindi per passare una mezz'oretta così, per perdere un po' di tempo, però se non c'è sta nessuno facciamo un video normale al finale.
quindi aspettiamo un altro po'. Ciao Frazia, tutto bene? Tutto bene, tuo figlio è andato bene oppure non l'hanno operato? Quindi l'hanno tolto sto calcolo? Una figura di Alessandro, buona serata pure a te. Come andate, oh Frazia, tutto bene? O ancora niente? Oggi c'è lo sciopero, ragazzi, proprio delle persone. Hanno fatto festa. Eppure ce ne stanno 9, 12 in chat, quindi boh, non lo so. Sono tutti scomparsi. Lo hanno dimesso, deve andare in un'altra struttura. E come mai, oh fra? Scusa, all'ospedale i calcoli non li sanno fare, possibile? Come è possibile che a Milano non sappiano fare, diciamo, un'operazione dei calcoli? Non credo che sia una cosa proprio chissà che. Ciao Antonio, buonasera, vedi quanta neve Antonio, guarda qua, va. Quindi siamo pieni di neve a Salerno. Il sacco è abilitato solo al Covid. Ah, no Antonio, no, questa è una foto vecchia, avevo fatto uno scherzo ai nostri amici, solo che non sono arrivati, capì? Quindi questa è una foto del 26 febbraio del 2018 in realtà. Quindi qui cadde anche qui la neve, quindi ho fatto, diciamo, volevo fare perché al finale poi Francesco, si sono salvati, diciamo, quindi ho fatto il titolone, ho detto questo, mo dice ma come è possibile che a Salerno ha fatto la neve, a Napoli no? Questo è il 26 febbraio 2018, quindi questa è una foto che ho fatto io nel 2018 sotto casa mia proprio, quindi proprio qui, in effetti, se vedi, ecco qua, vedi, fece tanta neve qui, vedi i palazzi tutti innevati, quindi veramente fece tantissima neve pure qua. Era tutto bianco, quindi difficilmente a Salerno poi lo fa. Quindi diciamo che è stato quasi un miracolo proprio. Ma dicono che a Natale dovrebbe arrivare, quindi è un'incognita ancora, perché sto guardando, guardando. La maggior parte dei meteo dice che arriverà, arriverà, però guardando il meteo che ho io, a volte lo dà, a volte no, quindi è ancora un po', diciamo, in dubbio. Quindi mo saranno tutti i giorni buoni perché non sarà giorni tranquilli, senza pioggia, belli puliti, sistemati, quindi già questa 6-7 giorni stiamo proprio senza pioggia, quindi a parte un po' il freddo, però a finale non piove, quindi fino a 18-19 il tempo si manterrà molto molto bene, quindi già questo è una cosa buona, quindi fa freddo un pochino qua, non è che fa caldo qua, comunque a finale. La mattina si sta bene, però la sera cambia, ti giuro, eh. Cioè, stamattina nel pomeriggio ci stava bene, però come fa subito la sera cambia subito. Ad esempio adesso qui stiamo a 10 gradi,
quindi mo, attualmente, mo. Poi domani fammi vedere, domani ad esempio da 16 gradi, poi dopodomani 16, 16, 9, più o meno questo è più. Aumenta la massima e 9 la minima, quindi la minima si mantiene sui 9, quindi diciamo che più o meno è la massima sui 16. Poi domenica e lunedì 17, proprio fa un sacrificio proprio enorme, però porta proprio tempo normale, quindi non piove nulla, porta nuvoloso però senza pioggia, quindi precipitazioni 10%, quindi quasi nulla, quindi giovedì precipitazioni 5%, quindi 5%, 10%, non piove, sì. Al finale fino a martedì prossimo è tutto tranquillo, quindi non farà nulla, quindi perlomeno qui a Salerno, eh. Sì, a me invece mi dà 16 la massima e 9 la minima. Da te fa più freddo, eh. Domani a me 16, 9. Quindi da te farà molto molto più freddo. In Sicilia sicuramente farà molto più caldo, fa vedere per Svizzera. Sicilia, vediamo che dice la Sicilia. Allora, adesso stanno, fa freddo in Sicilia mo, oh. 13 gradi, minimo 3. Quindi mo la massima è 13. Adesso in Sicilia stanno a 6 gradi, quindi più freddo di qua, ragazzi. Pazzesco, eh. Quindi domani fammi vedere, domani sarà 14, 4 gradi. Adesso sto guardando su Meteo Sicilia, l'ho messo su Google e vedo domani parzialmente nuvoloso, 13 gradi, 3 gradi minimo, quindi che ti devo dire? Vediamo Palermo forse. Vediamo Palermo. Palermo da 11 gradi, fa vedere. Ad esempio domani Palermo da 18 gradi, 11 Messina, vediamo che fa lì. A Messina già fa più caldo, quindi adesso la signora 18 gradi, 12 gradi. Attualmente però sta a 13 gradi in questo momento qui, quindi a quest'ora qua. Quindi diciamo che più o meno stiamo là a finale, eh. Però domenica, lunedì e martedì vedo pioggia qui in Sicilia, quindi mi sa che domenica, lunedì e martedì porta pioggia, quindi sì, domenica rovesci, lunedì rovesci e martedì rovesci, sì. Quindi, sì, il maltempo colpirà il sud, proprio sud Italia, quindi Sicilia. Allora, Meta Italia, vediamo insieme proprio Meta Italia. Medio, fine dicembre e Capodanno, confermata sicuramente la neve. Quindi fammi vedere che dice, sì. Meteo, fine dicembre e Capodanno, confermata irruzione gelida su tutta l'Italia. Quindi perlomeno quasi tutti i meteo sembrano. Entro Capodanno possibile ondata di freddo dalla Russia. Sì, sì, Anto, adesso sto leggendo anticiclone russo siberiano o orso russo l'hanno chiamato, quindi
L'ipotesi confermata è che questa poderosa bolla gelida possa scivolare prima verso l'Europa e poi sull'Italia, dando così il via a un'ondata di gelo intensa tra la fine del 2020 e Capodanno. Quindi, data la distanza temporale, invitiamo alla prudenza perché dicono comunque non è tanto attendibile, quindi bisogna, diciamo, stiamo un po' troppo lontani, ci mancano 16 giorni, quindi dicono comunque questa è solo una previsione a finale, quindi non è una conferma. Vabbè, dai, vi saluto Antonio, quindi vi do buona serata a tutti. Quindi farò un video semmai su questo meteo. Quindi vedo che stasera tutti quanti sono di festa. Quindi ci sentiamo domani con la live. Stasera mi sa che stanno tutti un po' impegnati, quindi ti saluto Antonio e ci sentiamo domani. Quindi un saluto Antonio. No, no, non sta nessuno che commenta, quindi stasera stanno tutti di festa. Vabbè, ti saluto, buona serata Antonio.